La parola a Toti Bianca. Signori, buongiorno. È la prima volta che partecipo ad un convegno regionale di un partito politico, ma oggi sono venuto qui perché debbo gratitudine a chi ha dato ascolto alla voce che io rappresento. Da circa un ventennio sono impegnato nell'ANED, Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati di Rene. Dai dati ultimi del registro regionale informatizzato di nefrologia, dialisi e trapianti, in Sicilia abbiamo circa 5.000 dializzati e 1.000 persone ogni anno entrano in terapia sostitutiva. L'ANED, di cui sono io il segretario regionale, è un'associazione apartitica di autoaiuto nata nel 72, ma è conosciuta in tutta Italia, in tutta Europa. In questo momento i nostri atleti dializzati e trapiantati si stanno cimentando a Göteborg, guidati sempre dalla nostra deputazione. In tanti anni di attività non mi era mai capitato di avere tanta disponibilità presso l'assessorato alla salute, pur senza alcun compromesso politico. In questi ultimi 2 anni i dializzati siciliani hanno ottenuto quello che si chiedeva da tanti anni, da troppo tempo. Desidero pertanto ricordare tra queste conquiste l'attivazione del registro regionale informatizzato di nefrologia, dialisi e trapianti sotto la regia del centro trapianti regionale del dottor Vito Sparacino, fortemente voluta anche dalla Società Italiana di Nefrologia e dall'assessore Massimo Russo. Questo strumento ha fornito quei dati indispensabili a calibrare l'offerta sanitaria alla domanda, eliminando sprechi e liberando risorse utili ad altre nobili necessità, non ultima la ricerca. È stata costituita la Consulta regionale della salute, la rete nefrologica dialitica regionale, che in un sistema hub-spoc garantisce ai dializzati siciliani la duplice garanzia di un'offerta sanitaria di qualità in una sinergica collaborazione tra pubblico e privato. Dopo 10 anni e più si è approvato il piano della salute, dove abbiamo visto accolte le osservazioni che abbiamo potuto fornire in seno alla Consulta regionale della salute. L'assessore Massimo Russo e il suo preziosissimo staff sono stati sempre attenti alle nostre istanze, come nessun altro assessore che lo ha preceduto in questi ultimi 30 anni. È dello scorso mese un decreto assessorile che garantisce ai cittadini siciliani in dialisi domiciliare un significativo contributo mensile a seconda dell'autonomia del singolo paziente. Grazie, signor Presidente Raffaella Lombardo, per aver designato per l'assessorato alla salute siciliana un uomo di così alto profilo e non solo etico. In ultimo, lasciate che io esterni amarezza e sdegno per un vile attacco di una certa stampa all'assessore Massimo Russo e al suo staff per motivazioni... Si prepari Filippo Privitera. Non sento niente, sto finendo. Di significato e violenza, certamente l'assessore Russo ha pestato i piedi a qualcuno che ha gravi interessi nella sanità. Grazie. Grazie.